Salut a tutti e ringraziabili di seguire noi settimana nuova di Campa qui in CFM. Siamo sopra Bastia settimana, siamo in paese di Garda. Un primo scontro con un gardinco, un abitante di Ubaese, ritroviamo a Jean-Baptiste De Vic. RCFM e Campacui. È per caso di un paese di esistia onde io stia. Dunque, cosa c'era in caso? C'era gente venivano a suminare di me a poi mangiare. Tutti questi luoghi che voi vedete qua su, in montagna così, io ho visto Moab lavorare che noi di maniera a piantare che noi eravamo all'inumane di guerra, in 40, e ci vogliamo mangiare. E dopo Gardo ha avuto la sua bella isa che tutto il mondo ha messo su qualche soldo di maniera che si vesti, se no era un paese spento, ma era più grande tanto, mi parlo di una parte, io mica conosciuto, ma non più, di un affare vecchio anche io. I vastiaci, o noi chiamavamo vastiaci, anche c'era mica sai, ma piccolano per la messa, ma qui c'era una piccola cappella e dopo gente hanno voluto fare una chiesa. Di maniera che paese dunque ha cominciato a pigliare un soffio di maniera a stare qui. Allora dopo il Gardo facevano accanto, e questo che vuoi dire, tutto su erbe, questo erbe era tutto piantato e seminavano grano. E qua su abbiamo 2 o 3 grandi spiazzamenti dove rampavamo quando tagliavano grano. Dopo c'erano i uoi che girassero tutta la giornata per fare tanto piano grano per fare bene. E quando c'era un vento c'era una vertina che spulava, quindi tutto cosa non era mica uno. E noi mettiamo il grano che non è più a sogoda e questi mettiamo dentro sacchi. Dopo portiamo qui ogni paesano ha il suo forno. Portiamo come mamma ha il suo forno e faceva il suo pane con cosa Moab ha seminato. Questo è in tempo di guerra di 40. Allora, tutto si faceva in campagna. Piantavano, ne so, gabre, i pastori, c'erano 6 pastori. Allora io ho cercato di vedere, dobbiamo mettere un cappede, tanto mettere l'aglie, si chiamavano l'aglie, questi ne mettevano il grano. Si buia a rimettere per far vedere la gente come facevano i vecchi. Ce n'è poco a fare, donna, bacca non ce n'è più, latte non ce n'è più, perché tanto beviamo latte direttamente sotto le cose di occhio. Qui c'è qualche piccoli giardinucci, avanti c'era in grande, ma erano tutti, si aiutavano. Cavà è più duro. Io in Bastia mi leggo mica, sto in Bastia. Sono un paese che mi campo. Deuxième étape des Campacui à Cardo au-dessus de Bastia, c'est demain. Demain, nous irons au bar-restaurant du village retrouver Éric Pietri, son patron. À demain. RCFM e Campacui.